Non siamo solo di centro, siamo centrali nella politica italiana. Diventa ambiziosa Scelta Civica, la lista fondata a dicembre da Mario Monti e che ora si dà struttura di partito anche in Veneto. Coordinatore regionale è il sindaco vicentino di San Pietro Valdastico Alberto Toldo, responsabile organizzativo l'ex PDLino e vice sindaco di Padova Domenico Menorello. Coordinatrice a Verona Mariangela Fogliardi, a Belluno Armando De Zordo, Riccardo Scattaretico a Treviso, Luigi Viaro a Rovigo, Walter Rosato a Venezia, a Padova l'ex assessore provinciale del PDL Domenico Riolfatto, Alberto Pellizzari a Vicenza. Primo obiettivo le elezioni regionali del 2015. Dobbiamo affrontare i nodi strutturali di una carenza di risorse di bilancio, essere capaci di togliere alcune strutture regionali, soprattutto in termini di partecipate, rendere la regione più leggera, più capace di agire soprattutto sui veri problemi dei veneti che sono il lavoro e la competitività delle imprese in questa regione. Al centro del programma montiano la persona, la riforma del fisco, il sostegno al welfare, la trasparenza nella pubblica amministrazione, la lotta agli sprechi. Lontana dai due poli, in Veneto Scelta Civica punta a costruire e ingrandire, anche grazie al web, lo spazio delle liste civiche senza chiusure verso nessuno. Chiunque può andare sul sito www.sceltacivicaveneto.com e dare la propria disponibilità per far parte di gruppi di lavoro su problemi concreti. Lavoreremo su problemi concreti: sanità, salute, scuola, fisco regionale, problemi della casa, e su questo cominceremo a supportare, a radicarci, a chiedere la collaborazione di tutti, a interloquire e far parlare gli amministratori locali, a interloquire con la Regione. Per giovedì a Mestre i Montiani propongono il convegno Cambiamo il fisco. A metà luglio riunione a Roma di tutti i coordinatori con Mario Monti. Al via da settembre incontri, seminari e dibattiti in tutte le province del Veneto ai quali seguirà il congresso regionale. In preparazione anche una grande area civica definita riformista per le elezioni del 2014 al comune di Padova.